Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Clamoroso furto d'arte a Messina, rubati i capolavori di Antonello da Messina dal Museo regionale. A Catania, fine dell'incubo voli, archiviata la settimana di passione, l'aeroporto Fontanarossa torna operativo, i vertici SAC, sono stati giorni difficili. L'Etna si è placato, conclusa l'attività esplosiva e l'emissione di cenere lavica. Sant'Agata in cattedrale a Catania, messa e venerazione delle reliquie, stasera veglia di preghiera da Cicastello, domani festa dei 900 anni della traslazione. Parolin, la forza del martirio sta nel dare la vita, non toglierla. Dirette su Antena Sicilia, Telecolor e Sicilia Web. Vacanze di agosto, tra arrivi e partenze, in Sicilia il mare tra le mete più gettonate, ci sono pure le spiagge inclusive, una si trova ad Avola. Un anno fa moriva Pippo Baudo, protagonista per oltre 60 anni della televisione italiana. Da Sanremo a Domenica In ha lanciato anche Antenna Sicilia. Calcio, vigilia di Coppa Italia per il Palermo che domani al Barbera affronterà il Lecce. Il Catania martedì riprende a lavorare in sede. Sul campo si vedono già alcune caratteristiche del gioco di Longo. Buona domenica, apriamo questo nostro telegiornale con il clamoroso furto di opere d'arte avvenuto al MUME, al Museo regionale di Messina. I ladri sono riusciti a eludere i sistemi di allarme e hanno sottratto alcuni capolavori del maestro Antonello da Messina. Sentiamo Luca Ciliberti. Clamoroso furto di opere d'arte al MUME, Museo regionale interdisciplinare di Messina, intitolato a Maria a Cascina. I ladri sono riusciti a introdursi intorno alle 21:50 del 15 agosto all'interno delle sale espositive, eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo così con precisione a sottrarre dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. Si tratta di 3 tavole su 5 del celebre Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Quest'ultima è stata sottratta ed asportata dai ladri all'interno di una teca blindata. Le tavolette inizialmente rubate erano 6, 2 sono state ritrovate inserate. I ladri le avevano abbandonate su un muretto esterno al museo lungo Viale della Libertà. A notarle sono stati alcuni passanti che hanno avvertito le forze dell'ordine. Sembra che il colpo sarebbe stato commesso da almeno 3 persone a volto coperto che avrebbero forzato l'ingresso secondario del museo. Opere d'arte dal valore inestimabile, concordano tutti gli esperti. Sul furto la procura di Messina ha aperto un'inchiesta. Come confermato dagli investigatori, nel museo c'erano diverse telecamere di videosorveglianza e le opere erano custodite da un accurato sistema di allarme. Il museo si trova in Viale della Libertà e la struttura è sempre tutelata da un sistema di metronotte. È plausibile che i ladri si siano introdotti all'interno passando attraverso queste grate posizionate su un ingresso laterale del museo che stamattina erano visibilmente allargate. Al momento gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi, in particolare la pista del mercato nero dei ladri dell'arte. Per gli investigatori, chi ha rubato le opere di Antonello da Messina potrebbe aver agito su commissione di qualche mecenate. Un furto non semplice, spiegano gli investigatori, perché si tratta di opere su tavola, dunque non avvolgibili. Una delle opere d'arte era stata acquistata dalla regione siciliana nel 2003 in un'asta da Cristi per una cifra di 220.000 sterline. Oggi vale decine di milioni di euro. Un colpo che ha provocato sgomento e indignazione. Sentiamo le interviste raccolte da Ilaria Mangano. Un colpo che ha provocato sgomento e indignazione, come sottolinea la direttrice del museo Marisa Mercurio. Ha scosso tutta la città di Messina perché il furto di opere che fanno parte dei capolavori del nostro museo, oltre ad essere naturalmente di autore affezionatissimo, di cui siamo affezionatissimi come messinesi, che è Antonello da Messina. Il sindaco Federico Basile parla di un atto criminale gravissimo e sottolinea che è stato colpito un patrimonio che appartiene a tutti i messinesi. Durissima anche la reazione dell'assessore comunale alla cultura Enzo Caruso e dell'assessore regionale al turismo Evira Mata. Questo è un danno che è quasi irreparabile se non si riesce veramente a trovare chi ha rubato queste opere. Un atto vile, un atto indegno, un atto sul quale la polizia, le forze dell'ordine sono già
in movimento per capirne dinamica, insomma, e come sia potuto mai accadere che in un museo che ovviamente ha il suo sistema di sorveglianza, che peraltro ha funzionato, e lo dico con certezza perché ho sentito ovviamente il direttore generale dell'assessorato ai beni culturali, che mi confermava che i nostri sistemi di sicurezza hanno funzionato. Ad esprimere indignazione anche il presidente della regione siciliana Renato Schifani, che definisce il furto uno sfregio intollerabile al patrimonio culturale universale. Intanto la polizia e gli esperti della scientifica stanno analizzando la scena del furto e ascoltando alcune persone. Per entrare nel museo i ladri avrebbero tranciato una parte della ringhiera dell'ingresso secondario. E adesso andiamo all'aeroporto di Catania, dove finalmente è tornato il sereno. Archiviata la settimana di passione, l'aeroporto Fontanarossa torna operativo. Volti distesi e passeggeri con il pensiero adesso solo alle vacanze. I vertici SAC dicono sono stati giorni difficili. Ma sentiamo Tonino De Mana. Trolley e valigie in mano, volti finalmente sorridenti, arrivi e partenze che si susseguono. L'aeroporto Fontanarossa di Catania è tornato nella sua piena operatività. L'unico pensiero è ora alle vacanze o agli impegni che ognuno aveva programmato. La cenere lavica, i voli cancellati o dirottati, le scene di disperazione, le notti insonni sono consegnati agli archivi e al passato, anche se il rischio per l'imprevedibilità dell'Etna è sempre dietro l'angolo. Il post Ferragosto a Fontanarossa scivola via normale ed è già una notizia. Voli regolari, gate affollati, gente che va e gente che viene. Balza agli occhi l'espressione rilassata dei passeggeri. Ti vedo sorridente. Segno evidente che... Sì, stiamo partendo. Destinazione? Lampedusa. Quanto hai temuto di perdere questa vacanza? Non tanto, perché ero fiducioso. In partenza per Amsterdam alle 12:50, per fortuna tutto regolare. Lei si ritiene fortunata? Oggi sì, assolutamente. Lei è in partenza per dove? Di Montreal, Canada. Abbiamo aspettato 3 giorni per questo volo. Mi sentirò bene quando me ne vado da qui. Finalmente l'Etna ci ha dato tregua, possiamo ripartire e tornare ognuno alle rispettive case. Lei dove è diretto? Venezia. Sono stati giorni difficili anche per la SAC, la società che gestisce lo scalo catanese. Ricordo, come ho già fatto in precedenza, che è compito delle compagnie aeree riproteggere o dare ristoro ai passeggeri. È giusto conoscere le norme per capire pure le colpe, fra virgolette, di chi sono. SAC è una società di gestione e quindi non ha nessun obbligo nei confronti del passeggero. L'aeroporto di Palermo si è sobbarcato la maggior parte dei voli dirottati da Catania. Comiso ha retto la pressione, mostrando di poter essere una valida alternativa, ma servirà molto altro per affrontare un'emergenza che ormai si ripete con una certa frequenza. Occhi sempre puntati sull'Etna, la situazione è instabile. Oggi c'è stata una lieve emissione di cenere dal cratere di nord-est. Sentiamo Luca Ciliberti. L'Etna registra una nuova debole emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est, situazione dunque ancora instabile. Il livello di allerta per l'aviazione emesso dall'INGV di Catania, che segue costantemente la situazione, resta arancione, senza variazioni rispetto al precedente bollettino. La debole emissione di cenere è ancora in corso e il materiale vulcanico viene trasportato dai venti in direzione sud-est. Prosegue contestualmente l'attività effusiva, le collaterali che rimangono nell'area di ieri. Sono intorno a circa 1400 metri di quota e occasionalmente il cratere di nord-est produce delle esplosioni impulsive di cenere della durata di pochi minuti che si disperdono in atmosfera rimanendo confinate nell'area sommitale. Ieri, lungo la faglia della Pernicana, sul fronte nord del vulcano, si sono registrate le rotture che hanno interessato la strada Mare Neve, seguita al terremoto di magnitudo 3.9, localizzata a 7 km a ovest da Linguaglossa. La zona ricade nell'area di Piano Provenzano, in prossimità del clan dei ragazzi e del rifugio Blunek, che resta ancora isolata e interdetta. A Catania, per la festa di Sant'Agata, è arrivato il cardinale Pietro Parolin, legato pontificio del Papa. È una domenica speciale per i devoti di Sant'Agata. In cattedrale l'esposizione delle reliquie, la messa celebrata al vescovo di Acireale Raspanti, in preparazione della veglia di stasera in piazza Daci Castello, lì dove erano approdate 900 anni fa le reliquie della patrona di Catania, facendo ritorno da Costantinopoli. Nel pomeriggio celebrazione di Monsignor Giuseppe Baturi, domani
mattina, dopo il pellegrinaggio dalla rotatoria del Rotolo sino in Piazza Duomo, il busto reliquiario di Sant'Agata, restaurato e tornato allo splendore del 1376, sarà ricomposto con all'interno il cranio e in testa la corona di oro. Della sera il pontificale sarà celebrato da Parolin. Il segretario di Stato Vaticano, la massima carica della Chiesa Cattolica dopo il Papa, è stato inviato da Leone XIV a Catania per l'eccezionale ricorrenza dei 900 anni della traslazione delle reliquie di Sant'Agata. Momenti storici che Telecolor ha iniziato a seguire in diretta già da questa mattina alle 7:30. Le dirette anche su Antena Sicilia e Sicilia Web proseguiranno pure domani a reti unificate a partire dalle 6:55 e si concluderanno martedì 18 agosto con la messa della dedicazione della cattedrale. Ma sentiamo il cardinale Pietro Parolin. La testimonianza che c'è una forza che nasce dal martirio, che c'è una forza che nasce dal dono della vita, quindi la forza non è togliere la vita agli altri, attraverso poi soprattutto i mezzi sofisticati delle nuove armi moderne, della guerra, dei conflitti, ma è fare dono della propria vita, lì c'è la vera forza. Ed è lì soltanto che si costruisce un mondo nuovo. Quindi i martiri sono i precursori e i testimoni di questa novità che il Vangelo è venuto a portarci. C'è una svolta nell'inchiesta del delitto allo Zen. A Palermo i carabinieri hanno fermato un uomo che era già agli arresti domiciliari e 2 ragazzi di 17 e 16 anni per l'omicidio di Vito Genovese, ucciso a colpi di cacciavite. Sono accusati tutti e 3 di omicidio. Genovese si sarebbe accorto che i 3 stavano armeggiando in un box di sua proprietà e quindi è sceso in strada. È nata così un'accesa lite e Genovese è stato aggredito e colpito prima con un casco e poi con il cacciavite al volto che lo ha ucciso. E adesso torniamo a parlare di ferie e di vacanze, tra code in autostrada e disagi, per fortuna, come abbiamo già sentito, superati all'aeroporto di Catania, arrivano le novità anche positive, delle spiagge inclusive. Anche in Sicilia sono sempre di più quelle che sono accessibili ai disabili. Noi siamo stati in una che si trova nel borgo marinaro di Avola, nel Siracusano. Francesco Aloi. In coda al casello. Il giorno dopo Ferragosto c'è chi sta rientrando dalle vacanze e chi invece sta partendo proprio ora. Ma tra le auto c'è anche chi sta percorrendo qualche chilometro per andare in spiaggia. Spiagge che in Sicilia hanno sempre meno barriere. Quelle definite accessibili sono 238, 109 pubbliche e 129 private. Abbiamo questi servizi della sedia job che è abbastanza utile per avvicinarci in riva, per poter stare un po', al mare. Qui siamo al borgo marinaro di Avola, nel Siracusano, ed è proprio con questa sedia job che chi ha qualche difficoltà motoria può fare un bagno. A spingerla c'è lui, che vigila sempre, su tutti. Avere la possibilità di usufruire del nostro mare, delle nostre spiagge, ci dà un orgoglio molto grande. E così chiunque ha la possibilità di andare al mare. Il progetto Sicilia Mare per Tutti è partito nel 2014 da Siracusa, quando in tutta la regione le spiagge accessibili erano appena una decina. Province ormai ce ne sono tante virtuose, partendo dalla nostra Siracusa, Ragusa, Catania, Messina, dove ci sono veramente anche a livello proprio di arenile territoriale sono stati fatti dei passi importanti, sempre grazie all'amministrazione, poi Palermo e Trapani. E il caldo estremo sta cambiando il modo di fare le vacanze. Secondo i tour operator, in molti cercano fughe brevi in località raggiungibili per fuggire all'afa. La Sicilia è tra le mete più gettonate. Sentiamo Orazio Longo. Non proprio il tradizionale last minute che negli ultimi anni ha continuato a perdere peso, ma la vacanza decisa nel giro di pochi giorni, con l'aumento delle temperature ma anche dei costi di carburante e alloggi, sta avendo una nuova accelerazione. A dirlo è il promotore di viaggio Vamonos Vacanze, secondo il tour operator specializzato nei viaggi di gruppo. Ad attirare maggiormente i turisti sono le destinazioni balneari italiane, con la Sicilia in testa, seguita da Puglia e Sardegna. Il caldo non influenza soltanto la scelta della destinazione,
motivazione, ma sempre più spesso determina la decisione stessa di partire, spiegano gli analisti. Molti viaggiatori avevano già programmato le vacanze estive, ma l'ondata di calore ha generato un secondo mercato, quello delle fughe brevi verso il mare, organizzate quasi in tempo reale. La differenza è che oggi, con afe intense e minime notturne spesso oltre i 25 gradi, tali da rendere difficile il riposo, soprattutto nelle grandi città, il fattore scatenante non è più la ricerca dell'offerta, ma la ricerca di sollievo dalle temperature estreme. Osserviamo un comportamento nuovo. Quando le previsioni annunciano diversi giorni consecutivi di caldo intenso, aumentano rapidamente le richieste per partenze di 3 o 4 giorni. È un fenomeno che interessa soprattutto destinazioni facilmente raggiungibili e con un'ampia disponibilità di strutture ricettive, osservano gli specialisti del tour operator. E allora le ondate di calore, sempre più frequenti e prolungate, potrebbero trasformare il meteo in una variabile stabile del mercato turistico. Breve pausa e poi vi racconteremo di chi non è andato in vacanza per continuare a protestare e ottenere un ospedale più efficiente, e ricorderemo anche Pippo Baudo. A tra poco. A Gela, 17° giorno di protesta davanti al Vittorio Emanuele. Il sindaco terenziano Di Stefano non arretra e rilancia la richiesta di potenziare subito l'ospedale, mentre continua la raccolta firme per il nuovo presidio di Ponte Olivo. E stavolta l'appello arriva direttamente a Roma alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sentiamo Gerry Italia. 17 giorni davanti all'ospedale Vittorio Emanuele, il presidio del sindaco terenziano Di Stefano continua e con esso la richiesta di intervenire su una sanità che a Gela resta in forte affanno. Da una parte c'è l'emergenza quotidiana, reparti in difficoltà e carenza di medici, dall'altra la prospettiva del nuovo ospedale di Ponte Olivo. Per entrambi gli obiettivi prosegue la raccolta firme che ha superato ormai le 5.000 adesioni. Continuiamo la nostra battaglia per avere l'ospedale, per avere il nostro Vittorio Emanuele potenziato. Continuiamo a lanciare l'appello nei confronti di tutti quei medici che vogliono venire a lavorare nella nostra città, a mandare la PEC presso il comune di Gela per sfatare, questa situazione che nessuno dei medici vuole venire a lavorare qui a Gela. Tanti cittadini anche oggi sono venuti a dare manforte a questa protesta e continueremo anche nei prossimi giorni. Il sindaco intanto torna a chiamare in causa il direttore generale dell'ASP di Caltanissetta, l'assessore regionale alla salute e il presidente della regione Renato Schifani, ma il destinatario dell'appello questa volta è anche e soprattutto Giorgia Meloni. Cara Presidente, questa è Gela, questa è una città italiana. Questa è una città che ha bisogno del suo autorevole intervento. Una richiesta motivata dai numeri di una città che supera i 70.000 abitanti e che in estate arriva a oltre 100.000 presenze. 17 giorni dopo l'inizio della mobilitazione dunque, il presidio resta aperto e la protesta è destinata ad andare avanti ad oltranza. Un anno fa moriva Pippo Baudo, protagonista per oltre 60 anni della televisione italiana, da Sanremo a Domenica In, da Fantastico a Canzonissima, ha lanciato anche Antenna Sicilia. Marco Carli. Un anno senza Pippo Baudo, da quel 16 agosto del 2025, quando a 89 anni è morto uno degli uomini che più di tutti hanno rappresentato la televisione italiana. Di certo non è stato soltanto un conduttore, è stato un modo di fare televisione, quello delle grandi platee, il famoso nazional popolare, ma anche della grande capacità, vista la sua cultura, di essere riferimento per tutte le generazioni, di sapere in sintesi trattare tutto, dai temi più leggeri a quelli più complicati. Per decenni è entrato nelle case degli italiani, da Sanremo a Fantastico, da Domenica In a Canzonissima, 13 i festival di Sanremo. Era un pigmalione, un'altra delle sue grandi capacità, scopriva talenti, un istinto che sembrava naturale, capire chi aveva qualcosa da dire, qualcosa da mostrare, che poteva portarlo a diventare qualcuno. Conosceva il pubblico, ne capiva i gusti, le emozioni, persino le abitudini, un innovatore. Lo è stato di certo anche ad Antenna Sicilia, la TV voluta dall'editore Mario Ciancio e lanciata proprio da Pippo Baudo, un gigante che ora, dopo i funerali, riposa nella sua Militello in Val di Catania, nella cappella di famiglia, nel massimo riservo, dopo una vita alla ribalta. A un anno dalla sua morte lui resta nella memoria e resta, la sua, soprattutto un'eredità difficile da raccogliere in una televisione nazionale che si sforza di fronteggiare l'avanzata delle piattaforme online. Pippo Baudo non ha semplicemente fatto la storia della televisione italiana, per molti anni è stato la televisione, quella che bloccava tutti davanti allo schermo. Adesso una breve pausa e poi il calcio.
Eccoci al calcio, vigilia di Coppa Italia per il Palermo che domani al Barbera affronterà il Lecce. Inzaghi sembra già deciso sulla formazione da opporre ai salentini. Marco Gullà. È vigilia di esordio stagionale per il Palermo. Domani sera al Barbera il match di Coppa Italia contro il Lecce, valevole per i 32esimi della competizione. Per la prima gara ufficiale della stagione Inzaghi dovrebbe puntare sul 4-2-3-1. Usiamo il condizionale perché l'allenatore nutre ancora qualche dubbio. Il Lecce gioca abitualmente con il 4-3-3 ed essendo una squadra di categoria superiore, per contrastarlo l'allenatore potrebbe decidere di adottare a sua volta il 4-3-3, sistema di gioco che comunque rientra nelle corde del Palermo. Non si registrano indisponibili né squalificati. I rosanello scenderanno in campo con la formazione migliore al momento, senza pensare troppo all'esordio in campionato, fissato per il 23 agosto contro la Juve Stabia. Tra i pali Joronen, a destra nella linea 4, spazio a Pierozzi, che sarà squalificato in campionato e salterà la prima giornata. Bani torna al centro della difesa, accanto a lui dovrebbe esserci Magnani, Augello confermato sulla sinistra. In mediana la certezza sembra essere Ranocchia, mentre accanto a lui sarà un ballottaggio continuo per tutto l'anno. Contro il Lecce dovrebbe giocare comunque Stevez. In avanti Strefezza non è ancora pronto per giocare dal primo minuto, quindi a destra ci sarà Giasi. Hernani è favorito per la posizione centrale, mentre sulla sinistra dovrebbe agire Jonsen, poi Giampalo ovviamente davanti. Al Barbera domani oltre 30.000 spettatori. Il Catania martedì riprenderà a lavorare in sede. Sul campo si vedono già alcune caratteristiche del gioco di Longo, ma il gruppo potrebbe ancora cambiare parecchio con varie partenze e nuovi innesti. Marco Carli. L'obiettivo è chiaro anche perché manca poco. Ricomincia il campionato e i fari sono puntati sull'Inter Under 23, avversaria del Catania alla prima. Un esordio che come sempre arriva a mercato aperto con una squadra che sta già assimilando i dettami di Longo, come dimostrano le ultime prestazioni, ma inevitabilmente resta un cantiere. Ripresa martedì al Massimino con il Mazzola di Mister Bianco che può fornire un'alternativa per ospitare gli allenamenti in vista della prima. Sul mercato l'ultimo arrivo è quello di Russo, che non occuperà uno dei 23 slot disponibili. La dirigenza e il direttore sportivo Varrà dovranno far quadrare tutto. Non si può, e in virtù del salary cap non si deve, spendere come gli anni scorsi. Dunque tutto un domino. Se, e le probabilità sono alte, va via Dini, bisogna valutare se De Falco può fare il secondo o se serve un altro portiere. Di Gennaro è sempre fra i partenti e in quel caso serve un altro centrale. Se arriva Rocchetti potrebbe partire Donnarumma. A centrocampo si prova a piazzare Di Tacchio, c'è Vitale ancora al centro dell'interesse. Ci sarebbe anche la Salernitana, già uscita dalla Coppa Italia di C per mano della Scafatese. In avanti la fascia da capitano per Cicerelli e la sua presenza in sala stampa sono un segnale di un'intesa che si vuole trovare. Restasse lui, l'indiziato a partire è sempre Jimenez. A quel punto un nuovo innesto dipende dal sistema di gioco fra il 4-3-3 e il 4-2-3-1, con le differenze fra le caratteristiche di centrocampisti e giocatori d'attacco. A proposito di attacco, è evidente che serva chi la butti dentro, al di là delle qualità di Leonardi e Russo, della lunga squalifica di Caturano e della partenza ipotetica di Rolfini. Un lavoro di Cesello fra paletti, numeri e obblighi, mentre la squadra pensa già all'esordio. È tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buona domenica. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.